Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma i muli qua, vis-à-vis, questi... Sì, Ciano, i muli che sta qua, vis-à-vis. Ah, ma è per quello allora. Si chiama vis-à-vis. Brian, sempre là su quel computer, neanche non ascolti il nonno. Come c'è? Ah, ecco, benché mai, immaginavo. Non posso più, ora. Guarda, Marisa, cosa nasce? Non posso, non arrivo, non so io. Ma tutto no? Come? Ma cosa? No, niente. Niente? No, dai, contami. Guarda, sono dietro a provare a fare una ricetta, ma proprio non gli vengo fuori. Ma cosa? Perché è difficile e sai lunghi di fare? Ma sì, ma no. E quindi? È un poco difficile, ma una volta arrivavo. Ah, ma sì, buono, ma anche adesso però. Non sono più buona. Ma no, ma come? Fai sempre robe buone, speciali? Ma una volta ero più brava e anche più giovane. Sì, buono, più giovani erimo tutti, anche io ero un mulone, e anche Brian qua, tutti. Ah, sì, era una mezza sneggiola. Sneggio. Ma sì, Ciano, il nostro piccolo, di piccolo, era un pistrullo. Un pistrullo. Sì, no, vero Brian? Come c'era? Ah, beh, mi par proprio d'accordo. Sì, lui sì. Buono, ma comunque tu sei brava come coga. Brava, mi rangio, me la tolgo. Me la tolgo. Non te puoi dir me la cavo. E dall'altra parte... E com'è? Ah, ti sono tornata? Beh, sì, mi par proprio di sì, no? Loredana, i genizi te ne man prima di chiudere la porta? Sì, adesso mi metto qua e qua. Se l'hai in entrata il gel, si è fatto apposta. Ma sì, so, ma aspetta un attimo. Ecco, ma adesso posso usare? Sì, certo, adesso sì. Ecco, ora. Ma mi raccomando, disinfetta le ciave prima di appoggiarle là in entrata. Sì, anche le ciavi adesso. Ciao, torno a casa e metto 3/4 d'ora solo per sta roba. Ma te sai che sei importante? Non sottovalutarlo. No, non ho fatto niente, ma io lascia stare. Boh. Ascolta, ma cos'è sta spuzza non so, cos'è? Varechina? Cosa ha fatto? Allora, innanzitutto non sei spuzza, ma sei profumo. Profumo di netto. Profumo questo? Sì. Calmare, mi pare di soffigare. E comunque non sei varechina, sei candeggina. Sì, quella, ma scusa, posso avvertere un salto alla finestra che stavo morendo con sta spuzza? No, Loredana, non sta verso nessuna finestra. Come? Che dopo entra il virus che sei in circolazione, oddio. Ah sì, guarda, sei proprio qua di fuori, che ha anche bussato alla finestra perché voleva entrare. Ma non te gale dormi in giro, se è vero, non te letto i dati di oggi. Sì, ma questi numeri che ti scrivi là solo per farti paura. Ma sei giusto che aver paura. Ma ascolta, mi brucia gli occhi a solo sentire sto odore in tutta la casa. Ma quanta varechina te causa? Candeggina. Sì, quella. Comunque ho usato il contenitore che era di là. Sì, ma cioè, è tutto? Sì. Ma voglio dire, era una bozza di 3 litri, Sì, era pesante in effetti. Sì, ma ho capito, ma scusa, non correva usare tutta la varechina che avevamo? Che poi non ho capito, per cosa? E poi bastava un beach che ti slunghi con l'acqua, no? Ma così sei più sicuro che ha neutralizzato tutti i germi, tutti i batteri. Ah, quel sicuro? Però mi neutralizza anche a me fra poco. Era Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Che praticamente se quei Gian, come si chiama? Con tutte quelle mascherine indosso. Sì, ma non è solo lui, sei anche la Loredana, no?